Buongiorno amici di Passione Dolomiti, sono chef di Bajtadovic e anche oggi sono qui e vi spiego una ricetta semplice, veloce per fare una pasta. Oggi facciamo una pasta, facciamo una pappardelle che oggi ho fresche con il prodotto del momento che è il radicchio del Treviso e tardivo ovviamente, e il nostro pastin, che il pastin nostro ovviamente voi non sapete, ma il principe Belluno insomma è un prodotto tipico, ma diciamo che quello che c'è qua, manca a Ciappella, la mia macelleria Pizzali, è il top. Parmigiano, scalogno, 2 fibre di decorazione e siamo a posto. Adesso vi faccio vedere come si lavora. Si parte dallo scalogno, facciamo brasare lo scalogno e dopo ci mettiamo dentro, diciamo, il radicchio di Treviso. Andiamo a bagnarlo con una punta di aceto di balsamico vero di Modena, niente vino, va bene? E poi procediamo con il resto. Allora partiamo con lo scalogno, via. Questo scalogno sta fatto. Scalogno. In una casseruola mettiamo lo scalogno. Ecco, poi prendiamo il nostro radicchio di Treviso. Allora andiamo a tagliare un po' di radicchio di Treviso, così circa 1 centimetro, 1 centimetro qualcosa, e poi andremo a brasarlo nella pentolina. Ecco qua, intanto che il nostro radicchio è a bagno, andiamo a imbiondire leggermente lo scalogno con un filo d'olio d'oliva, va bene? Segui pure. Stiamo imbiondendo lo scalogno. Nel frattempo il nostro radicchio di Treviso è rimasto un pochino a bagno, l'abbiamo lavato, l'abbiamo asciugato. Io in questo caso lo centrifugo anche perché sono fatto così. Andiamo a brasare il nostro radicchio a fiamma viva. Deve rimanere comunque bello croccante, nel senso che deve scottarsi a rimanere bello croccante. Facciamo scottare un pochino, sta brasando bene. Una volta che è scottato così aggiungiamo un po' di sale e pepe, non prima perché sennò rilascia l'acqua e non resta più croccante, diciamo. Una volta che è rosolato, un po' di sale e pepe possiamo metterlo. La rosolatura io lo bagno sempre con un po' di aceto balsamico originale di Modena, anche così darà un po' di acidità e profumo al radicchio. E questo è il radicchio, una volta che si è asciugato un po' così, che è evaporato il nostro aceto, è pronto. Bene. Perfetto, allora noi adesso abbiamo il nostro radicchio brasato, eccolo qua, pronto, come base che possiamo, diciamo, anche conservare, anche mangiare così è buonissimo. Comunque possiamo fare dei crostini, quello che avanza, se ne facciamo qualcosa in più non è un problema, insomma. E adesso partiamo con la salsa vera e propria. Un filo d'olio d'oliva, prendiamo il nostro pastin, andiamo a spezzettarlo. A piacere, così lo spezzettiamo un pochino. Intanto che rosoliamo il nostro pastin, vi facciamo vedere anche un pochino fuori il nostro panorama che è la Bajtadovic, come è cambiato nel frattempo. Ecco qua, abbiamo scolato la nostra pappardella e iniziamo a saltarla. Ecco qua, adesso siamo in fase di impiattamento, ci prepariamo a impiattare la nostra pappardella. Ecco qua, un po' di sughettino, così, perfetto. Che bontà! Il nostro piatto è finito.
Aggiungiamo un filo d'olio d'oliva e ancora una spruzzatina di pepe. Il piatto è completo. Buon appetito a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Adesso noi andiamo in terrazza a mangiare quello che ho sugli occhiali, perché tanti me lo chiedono. Saluti!